Abbiamo scelto Villa Costelli di Rossi perché è una delle due ville che caratterizza questo meraviglioso comune e invito qui sul palco Cristina Rossi, la padrona di casa. Grazie, io ho avuto poco tempo, ringrazio invece questa comunità di persone che si è messa assieme per realizzare qualcosa di molto bello, quindi la valorizzazione dei prodotti, il territorio. Alla fine le ville sono sempre state un centro aggregativo di lavoro ma anche di feste, queste sono delle feste, quindi erano però delle attività che erano molto concrete e quindi oggi farle vivere così le viviamo, quindi questa è un po' una festa ma anche un'opportunità di valorizzare tutte le nostre grandi caratteristiche culinarie, culturali, quindi per me non ospitare. Mi sembra che il tempo sia perfetto, il giardino è fiorito, gli ospiti tutti eleganti, il cibo per quello che ho sentito buono e i ragazzi giovanissimi che ci servono tutti tempo. Quindi buona cena, buona festa e grazie a voi per l'organizzazione. Sta per entrare la prima bottata, che è un riso cucinato dalla scuola DF per l'occasione. Però io non riesco a dirvi state seduti e mangiate, se prima il nostro sindaco, prego, non viene qui. Sono commosso, veramente commosso ed emozionato nel vedere di nuovo questa sala piena. Io dico di nuovo perché un anno fa, esattamente un anno fa, in questa sala noi presentavamo la nostra squadra, la nostra nuova squadra che a tutti gli effetti poi è andata bene, come potete vedere, e quindi questa villa per me rappresenta, oltre che ovviamente un patrimonio storico di tutti, per noi, per la nostra squadra, rappresenta un ricordo che è indelebile. Le solite parole però sono sempre importanti, il territorio e fare veramente promozione per il territorio. E questo è un evento socio-culturale, gastronomico, quindi insomma. E noi l'abbiamo sempre detto, vogliamo riportare il nostro paese ai livelli che merita. Quindi ci stiamo dando da fare. Intendo paese strano, paese Italia, perché è un po' più complicato. Però non stiamo iniziando a lavorare quindi lavoriamo per il paese strano e di conseguenza per il paese Italia. Quindi vi ringrazio nuovamente per essere qui. A questo punto io